Assalto alla mela. Non è l'Eden, è una bolgia infernale quella che s'accalca per l'inaugurazione del primo Apple Store del Veneto. A Marghera una coda di 3.000 persone sincronizza gli orologi. L'ora X sono le 10 del mattino, quando si spalancheranno le porte del paradiso dell'iPhone. Per comprare l'iPhone. Ma questa fila per comprare l'iPhone, ma non c'erano altri negozi, voglio dire, per comprare sto iPhone? Ma danno anche la maglietta, poi c'è l'inaugurazione, è un evento, no? Eh già, è un evento. E poi danno le magliettine, no? Solo per la maglietta. Per la maglietta, siete qui per la maglietta? Sono venuto a vedere l'Apple Store e anche con la maglietta, sì. Sì, ma per la maglietta, anche noi. Tutti? Sì, sì. Ci avete freddo che avete bisogno di una maglietta? No, no. C'è crisi, sì. C'è bisogno di una maglietta? Sì. Gratis? Sì, sì. All'interno dell'Apple Store una squadra di 50 commessi infervoratissimi si carica. Fanno una specie di danza tribale che sembrano gli All Blacks. Davanti alla vetrina cresce l'attesa. Alessandro è il più furbo di tutti. Ha giocato d'anticipo e adesso è il primo della fila. È qui da 2 giorni. Da giovedì. Giovedì sei arrivato qua e ti sei stabilito qui, no? Sì. Hai dormito qui? Sì. All'addiaccio? Forse una notte non ho dormito, giovedì notte. Ho dormito venerdì notte. Sei riuscito a dormire venerdì notte? Sì, dai, Come 3 ore. stai adesso? Molto bene. Ti senti bene? Sì, sì. Alessandro fisicamente sta bene. È un atleta delle inaugurazioni. Lui e i suoi amici hanno già partecipato a 14 aperture su 15 Apple Store d'Italia. Sono tutti allenatissimi a fare la fila. Dove ti sei allenato a fare queste code? Dal medico, in ospedale, alla posta? Com'è che ti sei allenato? No, onestamente a furia di farle poi ci si incontra. È naturale a te? Sì, sì. C'è questo talento per le code? Certo. Poi il colpo di scena. Scopriamo che gli specialisti delle inaugurazioni non comprano niente. Sono qui per la magliettina. Sì, prendo la magliettina, vado a fare colazione, esco, perché siamo stanchi. Siete strani. Questo è quello che ci piace. Strani, eh? È quello che ci piace. Strani forti. Noi siamo folli. Folli. Scocca l'ora X, sono le 10. Finalmente si aprono le porte dell'Eden tecnologico. Tocca ad Alessandro dare il primo morso alla mela. Entra nell'Apple Store e si gode il suo momento di gloria. Poi è il turno di tutti gli altri. Sono attimi intensi e commoventi. Il cerchio si chiude, il mosaico si compone. Adesso tutto ha una spiegazione. Avete visto cosa è successo? Un momento impressionante. Adesso ho capito. Adesso vi abbiamo capito. E questo per noi è sintomo di diffondere il nostro pensiero. E grazie anche a loro. Non solo, a tutti. Grazie. Grazie a lei. Grazie.